Mentre alle nostre spalle prosegue la visita ai campi sperimentali di insalata di Lusia, noi facciamo una passeggiata in mezzo a questi meravigliosi orti che rendono celebre questo territorio insieme a Massimo Pezzuolo di Oppo Veneto, l'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto, e il signor Luca Callegaro dell'azienda Bagari. Insieme a questi due signori noi parleremo di biodiversità. Allora, qui proprio di fianco abbiamo parte della sua azienda che è stata certificata come biodiversity friendly, ovvero tutelare l'ambiente, tutelare il terreno, tutelare l'acqua e tutelare l'aria. praticamente, insomma, le analisi che hanno fatto nel suo terreno hanno stabilito che cosa? Hanno trovato che cosa? Hanno trovato molti insetti nel terreno, molti crostacei nell'acqua e l'aria pulita. Per cui insomma capiamo che la bontà di un prodotto come questo, come l'insalata di Lusia, dipende certamente dalla bravura degli agricoltori, ma anche dalle caratteristiche del terreno, dell'acqua e dell'aria. Senza dubbio, perché il fatto di avere ottenuto un riconoscimento IGP sta a significare che qualcuno tecnicamente ha valutato dapprima una tradizione del prodotto, la presenza di questo prodotto negli anni, nei decenni, ma anche da un punto di vista tecnico la presenza di queste condizioni di produzione che in altri ambienti italiani e europei non ci sono. Ricordiamo che l'insalata di Lusia è l'unica insalata in Europa ad aver avuto il riconoscimento da parte dell'Unione Europea dell'IGP, quindi insomma un motivo ci sarà. Un po' di orgoglio, sì, lo possiamo dire anche con un po' falsa modestia, perché dobbiamo ringraziare, se volete, le alluvioni che nel corso dei secoli hanno patito i nostri avi, perché l'Adige... Ce l'abbiamo proprio qui di fronte. Bravissimo, non è stato molto buono nel corso dei secoli scorsi, ha riversato con una certa facilità molto spesso il suo contenuto nei terreni vicini, per cui questi terreni rispetto ad altri terreni anche di pochi chilometri verso altre aree non sono così pesanti, ma sono molto leggeri grazie alla sabbia dell'Adige. Poi i nostri produttori nel corso dei decenni hanno saputo coltivare e ottimizzare una condizione che in altri ambienti non hanno trovato. Noi abbiamo parlato di Oppo Veneto prima insieme al signor Davì, perché Oppo Veneto è un po' il soggetto che sta tra gli agricoltori e la grande distribuzione, quindi insomma è un ruolo fondamentale. Sì, Oppo Veneto ha questo compito, non sempre facile, di avvicinare il mondo della produzione, proprio legato al campo, alla campagna, quindi dialogare con aziende come quella di Luca Callegaro, che avete capito è anche un'azienda molto brava, che negli anni ha saputo anche fare economia dell'impiego degli antiparassitari. Perché adesso dire che questa azienda ha superato l'esame della verifica dei terreni, ma i terreni non sono altro che il frutto di anni di contenimento o di utilizzo un po' più contenuto degli antiparassitari. Noi non stiamo parlando di una condizione biologica, noi stiamo parlando di una condizione secondo le regole della produzione integrata, vado bene, produzione integrata, quindi non solo la difesa, ma anche una produzione integrata a 360 gradi del terreno. Magari spieghiamo per chi a casa non sapesse che cosa significa produzione integrata. Sono le ultime direttive dell'Unione Europea, in alcuni contesti vengono già utilizzate, il nostro è uno di questi e l'abbiamo fatto nostro anche come Associazione dei Produttori Oppo Veneto, perché comunque da diverso tempo garantiamo ai nostri clienti con residualità minime nei confronti degli antiparassitari che noi andiamo a impiegare, perché ne utilizziamo sempre meno. Che cosa produce nella sua azienda? Prima non gliel'ho domandato. Io produco cicoria e insalata IGP, lattuga IGP di Lusia. Come sta andando questa annata? Ma non è una fra le più floride, speriamo in un aumento dei consumi da parte dei produttori. Ecco, per quanto riguarda il consumatore, lo chiedo a Massimo. Abbiamo capito che insomma anche le prove di oggi qui in campo cercano di andare incontro ai gusti dei consumatori, ma come conciliare questo poi a una remuneratività che deve essere garantita al produttore? Ecco, non è facile spiegarlo in poche parole. Diciamo, proviamoci. Noi come associazione dei produttori, ma anche come consorzio di tutela, dal momento che l'AOP aderisce al consorzio di tutela, abbiamo il compito di coordinare meglio la produzione agricola per orientarli
a vendere il proprio prodotto a dei supermercati che sono sempre in minor numero e sono sempre più, come dire, aggressivi. Loro hanno delle regole, quindi nessuno va a demonizzare le regole del supermercato. Il supermercato agisce per uno scopo ben preciso, dare al consumatore il minor costo possibile del proprio prodotto. C'è un fatto però, e qui li avete visti anche nel campo, noi da prima abbiamo una serie di, come dire, di altri supporti legati alla fornitura dei mezzi tecnici, piantine, ma soprattutto altre multinazionali che devono produrre sementi, antiparassitari, eccetera. Per cui il mondo della produzione agricola, sintetizzando, e le OP che operano in questi comprensori sono schiacciati, per così dire, da pochi gruppi da sotto e pochi gruppi da sopra. Trovare il nostro spazio di vita non è sempre così facile. Ecco, questo è il nostro compito quotidiano, di trovare nel medio termine una dimensione funzionale. In bocca al lupo a Oppo Veneto, e quindi in bocca al lupo anche agli agricoltori. Io ringrazio Massimo Pezzuolo, grazie al signor Luca Callegaro. Noi qui da Lusia vi salutiamo, ci mettiamo in viaggio però alla volta di Bologna, seguiteci.